non mi sento un eroe, è una persona qualunque che passava per caso, ho visto una persona in difficoltà e ho ritenuto prioritario salvarla, tutto qua. La prima cosa che mi viene in mente è bene per il signor Giuseppe, è importante che lui sia salvo e poi chiaramente che sia andato bene per tutti quanti. Non mi sento un eroe, a dirti la verità. Mi sento una persona normale e così vorrei che fanno tutti. Non ho pensato due volte, ho visto una persona che stava morendo là, e ci siamo buttati subito, cioè, non c'era niente da pensare. Una questione di attimi. L'auto con Giuseppe, un anziano di 85 anni che affonda nel canale Battaglia, loro che di fatto insieme, senza essersi mai visti prima, si lanciano in acqua. Non si sentono eroi Giuseppe Potenza, colonnello dell'esercito non più in servizio, ed Elton Zefi, 32 anni, originario dell'Albania. Stavano passando per caso, hanno capito che c'era una vita da salvare, che la corrente del canale Battaglia stava per trascinare l'auto a fondo e si sono lanciati. In quel momento là ho tolto i vestiti e un signore lì che era molto coraggioso e grazie a lui siamo riusciti a portarlo in salvo. Mi fa aspetta che ti dico io quando entrare. A quel punto abbiamo visto che la macchina proprio affondava e lui mi dice dai buttiamoci, si è buttato lui per prima, dopo io, dopo di lui. È stata un'operazione, chiamiamola così, coordinata in brevissimo tempo. Il mio background militare in termini di addestramento sia fisico che in termini di prendere decisioni in maniera rapida è stato, credo, determinante. Però sono attimi in cui non hai tempo di pensare cosa mi succede, cosa potrebbe succedermi. Vedi una persona in difficoltà, in una situazione del genere, poi i secondi sono veramente pochissimi, l'acqua era gelida, stava sprofondando la macchina e quindi mi sono tuffato e il ragazzo albanese mi ha seguito subito dopo e insieme siamo riusciti a tirare fuori il signor Giuseppe. Una volta a riva, entrambi hanno iniziato a respirare, a sentire freddo, ma il cuore era leggero e soprattutto l'anziano stava bene, non aveva mai perso conoscenza, è stato visitato e già dimesso dall'ospedale. In serata la telefonata a Elton e Giuseppe, i suoi due angeli. La vita va avanti, ma il gesto di un attimo sperano possa servire. Io spero che questo mio gesto, con quello aiutato da Anton, serva a dimostrare qualcosa a qualcuno.